Ancora a proposito di salute, c'è lo stop al fumo, alle sigarette, anche all'esterno delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto. L'Istituto Oncologico Veneto spegne simbolicamente l'ultima sigaretta. Da oggi, 1° settembre, sarà infatti severamente vietato fumare anche all'esterno in tutte le aree di pertinenza aziendale. Nelle aree interne all'ospedale, negli automezzi dell'ospedale già lo era, non si può fumare, ma non si potrà fumare nemmeno in tutte le aree esterne pertinenti alle strutture dell'OIOV, quindi sia Busonera, Castelfranco, Schiavonia, Torre della Ricerca, Palazzo Santo Stefano, quindi operatori, visitatori, tutti quelli che a qualunque titolo entreranno nelle nostre aree non potranno fumare. Questo fa parte anche non solo della normativa, un'applicazione della normativa, ma fa parte anche di quella che è la realizzazione della mission dell'OIOV, che è quello di promuovere stili di vita che prevengano anche, tra le altre cose, l'insorgenza del tumore. La finalità di questo nuovo regolamento è di garantire il diritto alla salute e alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, combattendo sia il fumo passivo e promuovendo anche percorsi per smettere di fumare. La direzione sanitaria sta attuando una serie di iniziative per aiutare le persone a orientarsi verso i centri per la dissuasione dal fumo o verso altri percorsi che gli aiutino a smettere di fumare. Quindi spegniamo le sigarette e cerchiamo di condurre stili di vita che siano positivi. La normativa per i trasgressori al divieto di fumo, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una multa da 27,50 € a 275 €, raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in gravidanza, di lattanti o bambini fino ai 12 anni. Ancora di salute.